Anche nella riunione di stamattina con i direttori generali ci hanno detto insomma, che da qui a domenica, lunedì massimo, completano il giro quindi all'interno di tutte le strutture, quindi con il campione totale, perché adesso si sono organizzati, riescono a fare anche più strutture con dei team che si sono anche specializzati, che vanno dentro le strutture e fanno queste verifiche. Questo è il cronoprogramma che Regione Veneto e i direttori delle ULSS venete si sono dati per portare a termine la campagna dei tamponi nelle case di riposo del territorio, sempre più epicentro dell'emergenza. Sono già entrati in 183 strutture. Il dato complessivo che noi abbiamo sono di 360-350 strutture. I dati ad oggi parlano di 8.490 ospiti sottoposti a tampone, 1.508 coloro che sono risultati positivi, 143 gli anziani ricoverati. Per quanto riguarda invece gli operatori delle case di riposo, su un totale di 21.036 persone, 9.490 quelle sottoposte a screening, 805 i casi di positività accertata. Al di là dei tamponi resta anche il tema delle cure e della sperimentazione dei farmaci. Vi ricordo che in tutto questo piano noi abbiamo attivato anche per ogni singola USL una parte di assistenza che parte dagli ospedali e quindi è composta insomma, dall'infettivologo in prima persona, poi dagli altri, che entra nelle strutture e sono quelli che mi hanno confermato stamattina i TG che stanno già anche somministrando ad alcuni pazienti positivi, ospiti positivi all'interno delle strutture, la cura farmacologica all'interno della struttura.